In vino veritas. In vino benignitas. In vino sobrietas. In vino simplicitas. Beh, l'idea è molto strana. Un mio caro amico rimane in osteria 12 ore a Trieste, da mezzogiorno a mezzanotte. E scrive 12 ore. Questo racconto, lui si chiamava Ottavio Missoni, mi ha dato l'idea di raccontare il mondo del vino come fossimo tutti in una grande osteria, dove la gente arriva, racconta quello che ha visto, ti racconta una storia, ti racconta come è nata l'idea di fare il prosecco, piuttosto di come fare un altro vino come può essere il barbaresco, e ci siamo fatti ad aiutare da degli oggetti, oppure abbiamo anche cambiato gli oggetti. Questo che voi vedete ad esempio è un oggetto in vetro soffiato che ricorda la fillossera, e quindi uno quando arriva e visita il nostro piccolo museo può vedere questi oggetti e sentirsi raccontare la storia ad esempio della fillossera. L'esperienza che uno può vivere all'inizio può essere molto, come dire, di grande confusione e caos, perché apparentemente tutti gli oggetti che voi vedete esposti, i manifesti, i libri antichi, non hanno un ordine cronologico, ma hanno l'idea di creare delle suggestioni, delle curiosità alle persone che si avvicinano al mondo del vino. Beh, più che un insegnamento, io spererei che le persone che arrivano qui e vedono questi oggetti, questi materiali, escano con la sensazione di capire che il vino è una cosa molto carina, molto bella, però anche molto complessa, dove ci sono state un sacco di persone che hanno inventato delle cose e hanno fatto sì che noi adesso facciamo questo tipo di lavoro. Abbiamo preso un capannone degli anni 70, lo abbiamo ristrutturato e rinnovato e abbiamo fatto una sorta di borgo del sapere e del sapore. Da una parte abbiamo il piccolo SUV, lo spazio dell'uva del vino, e dall'altra parte un piccolo birrificio che si chiama Birra Follina. Follina da più di 250 anni nei libri di meteorologia è la località dove piove di più in assoluto nelle nostre parti, per cui avevamo bisogno di acqua per fare la birra e quindi acqua ce n'è, e se uno dopo aver visto delle storie del vino può anche bersi una birra fatta da noi. In vino brevitas.